Siamo nella bellissima piazza San Giovanni, oggi è domenica 28 ottobre ed è una giornata molto speciale perché siamo in partenza per le pendici dell'Etna. Oggi avremo un'esperienza davvero entusiasmante di riscoperta del nostro territorio, visiteremo la tenuta San Michele e ci immergeremo nella bellezza della cantina Murgo con l'associazione Mangiare Bene Non Solo. Con noi qui c'è Gaetano Bongiovanni a cui lascio la parola perché ci spiegherà meglio cosa andremo a fare oggi e perché è importante questa giornata. Sì, come hai detto te Federica, appunto l'associazione Mangiare Bene Non Solo riprende anche per quest'anno una serie di iniziative, in particolar modo proprio l'evento questo di oggi, un evento gastronomico dove nella giornata di oggi presenteremo il manuale di Vincenzo Tubolino, sommelier, che assieme all'associazione presterà la sua opera per quanto riguarda un corso di sommelier riservato ai docenti degli istituti alberghieri. Infatti in questo evento stanno partecipando nella giornata di oggi molti docenti degli istituti sia alberghieri ma anche di altre scuole, proprio in quanto i docenti possono usufruire della carta del docente proprio per partecipare a questo corso di formazione di 24 ore che è anche riconosciuto dal MIUR. E quindi proseguiremo la giornata proprio partendo da qua da Siracusa alle volte appunto della cantina Murgo. Quindi una giornata anche a livello formativo molto, molto importante. Nel frattempo qualche raggio di sole ci sta illuminando, quindi le premesse ci sono tutte e sono ottime, possiamo partire? Vai, partiamo! Siamo qui presso le cantine Murgo e siamo in compagnia del professore Vincenzo Tubolino, designato dall'associazione Mangiare Bene Non Solo per il corso di sommelier. Abbiamo presentato un libro che è risultato interessantissimo ai partecipanti. Ci vuole raccontare un po' a chi si rivolge e qual è lo spirito con cui è stato composto questo libro? Sì, io intanto ringrazio sempre l'associazione per avermi dato questa opportunità, ma il manuale che abbiamo appena dato in visione si rivolge a chi vorrà avvicinarsi al vino in maniera un po' più semplice, naturalmente, che non vuole farsi i corsi da sommelier per i 3 anni, per i 3 corsi, e quindi non è effettivamente interessato alla professione, ma prevalentemente ha la curiosità del conoscere i vini, sia sotto gli aspetti sotto l'aspetto della produzione e soprattutto sotto l'aspetto del servizio. Tante domande sono venute fuori e quindi ci hanno aiutato un po' alla redazione di questo manuale: a che temperatura servire il vino, qual è il miglior bicchiere dove versarlo, come aprirlo, quando aprirlo in questo caso, e anche come riconoscere un po' la qualità, leggendo l'etichetta a volte, oppure con piccoli
momenti di degustazione, senza voler nulla togliere, ripeto, ai professionisti del settore. Questo manuale è il preludio a quello che poi da questa richiesta, da queste domande è venuto fuori di creare un incontro, degli incontri, e il professore Bongiovanni ha voluto chiamare un corso sui vini, ma in effetti è più un incontro propedeutico naturalmente alla conoscenza primaria del vino, attraverso la sua storia, attraverso anche i suoi metodi di produzione, quindi come fare un vino bianco, perché il vino rosso lo serviamo a certe temperature e cosa servire eventualmente con piccoli suggerimenti sugli abbinamenti. Quindi il corso che faremo a breve, credo intorno alla metà di novembre adesso, per dargli proprio una collocazione temporale, avrà tra i discenti o tra gli studenti operatori del settore, prevalentemente degli enotecari, e gli insegnanti degli istituti alberghieri che vogliono approfondire particolari tematiche e quindi poi poterle naturalmente girare, fra virgolette, ai loro alunni durante le lezioni, e quindi in questo senso pensiamo di essere utili attraverso l'utilizzo di questi incontri e attraverso naturalmente l'utilizzo di questo manuale, che mi dicono è sintetico e immediato da questo punto di vista. Il vino è cultura, è territorio, è radice, è tradizione, l'abbiamo visto anche qui presso la cantina, quindi il nostro augurio è che questo corso si apra anche a un pubblico più esteso, perché la cultura del vino magari è una cultura che merita di essere diffusa tra tutti. Sì, certamente, ma ripeto, come lei ben diceva, questa giornata ne è l'esempio probante. C'è sempre tanto entusiasmo. Il vino poi ha la caratteristica, così come il cibo, di creare convivialità, per cui ci si scambiano pareri, ci si rende anche più liberi di socializzare, anche di stare appunto insieme, per cui è sempre un'occasione soprattutto per calpestare il territorio. Vedi, madre natura è quello che crea dal vivo in questo senso, per cui è più facile portarsi il ricordo, non solo dal punto di vista gustativo, ma anche dal punto di vista tecnico, e quindi certi tecnicismi magari lasciano un po' il tempo che trovano, ma rimane in fondo il piacere e la voglia di quello che è stato e di quello che ogni volta, attraverso magari una sorsata o un buon sorso di vino, riesci o vuoi riprodurre anche a livello emozionale. Sono esperienze multisensoriali che restano memorabili nel tempo. Sicuramente sì, sicuramente è questo poi quello che ognuno di noi va a cercare, un po' come quando si ricerca attraverso l'olfatto il profumo della salsa che faceva la nonna, che fa la nonna, e quindi è quello che poi fortunatamente diventa in un primo momento difficile, ma poi diventa così tanto facile che, insomma, attraverso le emozioni e i ricordi riesci a tradurre quelli che sono le sensazioni, appunto, sia gustative che dal punto di vista odoroso. Bene, allora tanti in bocca al lupo, e io vado a leggere il libro e vado a scoprire qualcosa in più su questo mondo magico del vino. Grazie, cincin a tutti, prosit. Siamo qui con il dottor Scammacca, uno dei proprietari delle cantine Murgo. Ci ha condotto in un viaggio multisensoriale all'interno della sua tenuta, ci ha raccontato un po' la storia, le radici, la lavorazione e la dedizione che implica lavorare nel mondo del vino. Avevamo qualche curiosità che è emersa anche dai commenti dei nostri ospiti. Ci sono o c'è un riconoscimento particolare a cui è particolarmente legato, o voi come cantina siete particolarmente legati? Ma io seguo più la produzione del vino, non curo in maniera specifica la promozione, anche se partecipo sempre ovviamente quando occorre. Abbiamo sempre avuto una buona segnalazione nelle guide, anche all'estero, anche Wine Advocate di Robert Park ci hanno sempre considerato bene. E poi proprio la notizia di 2 giorni fa che abbiamo ottenuto negli spumanti il primo e il terzo posto nella guida di Sicilian Wine Award di Cronache di Gusto, dove abbiamo ottenuto il primo e il terzo posto, e questo è un bel riconoscimento
Naturalmente si gioca in casa perché i concorrenti sono tutti siciliani. Chiaramente il riconoscimento è un qualcosa che va visto soprattutto nelle guide, nel fatto anche di consigliare il consumatore. Ecco. A parte questo aspetto, io posso solo dire che abbiamo una tradizione molto lunga con lo spumante, visto che lo facciamo ormai da quasi 30 anni e ci siamo anche radicati partendo da momenti dove non era d'uso comune. Che ne so, una volta lo spumante non si usava per gli aperitivi, quindi si consumavano solo durante le feste, durante che ne so, i matrimoni, Natale, Capodanno, ecco. Quindi adesso è completamente cambiato, adesso è diventato di moda, di tendenza e penso che il fatto che continuiamo a farlo è soprattutto anche dovuto al fatto che la gente apprezza il nostro lavoro. Bene, in tanti anni di esperienza, come appunto ci diceva, sono cambiate tante cose nel mondo del vino. Cos'è che è cambiato di più e cos'è che invece è rimasto immutato? Ma io penso che del passato molte cose non siano positive, ecco. Ma anche il vino che si faceva una volta probabilmente adesso non riusciremo più neanche a recepirlo a livello qualitativo. Abbiamo degli standard completamente diversi. Io penso che il mercato ha avuto diverse fasi, c'è stata la fase dei super Tuscany, vini concentratissimi. Adesso da circa 10 anni a questa parte, non so, il rosato sta crescendo. Prima non lo voleva nessuno. Questo è molto positivo. L'Etna rosso, vi posso assicurare, una volta non era facile da vendere, perché il modello qualitativo era concentrazione. Adesso è successo qualcosa di miracoloso. I consumatori stanno cominciando a bere dei vini che hanno più personalità, forse meno potenza, ma comunque più carattere, più identità, più personalità e legame col territorio, che secondo me è una cosa estremamente positiva. Naturalmente quello che conta, non bisogna mai comprare un vino solo per il marchio, ma semplicemente perché si conosce il vino e si sa di ottenere quello che uno vuole. Ecco, cioè non bisogna per forza comprare, a volte il marchio è semplicemente una questione anche di determina poi il prezzo, giusto? Questo secondo me non è. Ma il marketing è la scienza del vendere alla fine. Ognuno ha i propri progetti di marketing, i propri modi di vendere il vino. Io penso che la cosa importante sia la continuità qualitativa nel tempo e cercare di fare sempre il proprio meglio nel proprio territorio. Ecco. Abbiamo parlato di legame col territorio, ci aveva anticipato prima che la gran parte della distribuzione avviene nel territorio siciliano e questo è un vanto per l'azienda. A proposito delle visite in cantina, delle degustazioni, delle esperienze come quella che abbiamo vissuto prima, cos'è che più colpisce i visitatori? Ma io, diciamo, sta nascendo adesso un turismo specifico per il vino, si parla addirittura di enoturismo. Però è ancora agli albori, credo. La maggior parte della gente in realtà non ha una conoscenza specifica, ma c'è comunque interesse. Ora è un po' difficile capire che cosa possa interessare di più. Io credo che sia anche l'autenticità, il fatto di avere comunque un'azienda che ha una dimensione che per me è ideale, cioè non è né troppo grande né troppo piccola. Quando si fanno volumi enormi è un modo diverso di lavorare, sia di vinificare che di vendere il vino. Perché se io dovessi vendere 4 milioni di bottiglie non è che potrei venderli facilmente, avrei bisogno di una struttura con dei professionisti che sono proprio che dividono la terra a fette e ogni fetta deve recepire una certa quantità di vino. Noi non abbiamo questa esigenza, per fortuna. Abbiamo ormai delle persone che ci conoscono e hanno fiducia in noi, ecco. E speriamo sempre di non deluderli, ecco. D'accordo. Bene, grazie mille, è stato un vero piacere, noi ci siamo innamorati dei vostri vini. Beh, grazie, mi fa molto piacere e spero che questo amore continui. Grazie.